35 anni di Viva Radio, 35 anni di lavoro, di costruzione di relazioni, di collaborazione, di amicizie. Ed è per questo che ringrazio ancora gli organizzatori e chiedo a tutti voi un aiuto concreto per realizzare questi progetti ed in particolare quello rivolto a quei nuclei familiari con bambini per l'acquisto del materiale scolastico. Partendo dalla radio e mantenendola sempre al centro, Viva Radio nel corso di questi 35 anni di attività ha ampliato l'offerta di mezzi sui quali poter comunicare, una pluralità di mezzi e di canali che non è solo alla base dei migliori risultati nella diffusione dei messaggi, ma è alla base del pluralismo. Era il 1 giugno del 1983, un mercoledì, in piazza 20 settembre, appuntamento di 4 soci dal notaio Alberto Menazzi. Quella volta abbiamo fatto una radio privata. Nel 1990 è arrivata la prima legge sull'editoria, legge Mammì. Comprammo un'altra radio già esistente e l'abbiamo subito trasformata in Radio Melody, e la prima radio, che era nata nell'83, l'avevamo chiamata Studio 1000. Poi nel 90 abbiamo cambiato il nome anche quello. È diventata Super Network. Di lì a 2 anni comprammo anche Radio Ricordi. Divenne direttore artistico nostro un ragazzino, Roberto Concina, ma all'epoca aveva un nome d'arte che era Roberto Milani. Pochi anni dopo lo cambiò in Robert Miles, uno dei più grossi artisti degli anni 90. Abbiamo fatto 10 pannelli con delle chicche, dei ricordi, e c'è anche lui. Dopo, da lì a pochi anni, le cose ovviamente si facevano sempre più complesse e difficili. La decisione fu quella di uscire dall'editoria e di fare il mestiere che stiamo facendo da 35 anni, che è quello della concessionaria di pubblicità. Dal 2001 siamo la concessionaria esclusiva per il Friuli del gruppo Radio Company, un gruppo radiofonico di quasi 1 milione di ascolti al giorno certificati da Eurisco, Ipsos e Doxa. Abbiamo inserito anche le radio transfrontaliere, Radio Antenne, che è la radio più ascoltata in Carinzia e in Stiria, e Radio Capodistria, Telecapodistria, partner importantissimo, sono un'emittente pubblica. Se siamo ancora qui con la stessa partita IVA fin dall'inizio, ha, penso, un grande significato. La radio in questo momento in Italia sta andando molto bene, da 4 anni al segno più, e Viva Radio fa la stessa cosa. I numeri per me sono veramente la conferma che stiamo lavorando in un settore che avrà un lungo futuro e che noi lo stiamo vivendo in pieno. Viva Radio, noi ci crediamo. Viva Radio che continua a crescere alla faccia delle rivoluzioni e delle difficoltà economiche. In bocca al lupo per i prossimi 35 anni. Delle realtà come queste non sono, delle realtà che si trovano ad ogni angolo della strada. Voi siete cresciuti tantissimo, avete fatto davvero molto in termini di promozione, ma anche per l'economia di questa regione. Non possiamo che ringraziarvi. È stato detto che Di Fanta ha scelto questa location, che è il palazzo della regione, anche dando in qualche modo un significato al 35esimo, perché credo che per una questione di libertà, io dico, le istituzioni devono stare vicino ai gruppi editoriali come Viva Radio, che rappresentano l'iniziativa privata. Complimenti, tenete duro. I dati vi stanno dando ragione, il Consiglio regionale seguirà con attenzione questo tipo di sviluppo. C'è una regione attenta a chi lavora, ma anche una regione attenta perché le comunicazioni nei confronti dei nostri cittadini siano sempre vere. Avere una partita IVA che dura 35 anni in questo paese penso che sia una stelletta che veramente riconosce la capacità di impresa, in particolare in un settore così difficile. La rete è una realtà, però la radio
resta quel compagno di viaggio, credo, di tutti noi, e che ti consente anche di avere la sensazione di dialogare con delle persone, non soltanto essere dietro un video dove un click basta. E questo binomio legato anche alla solidarietà che avete voluto in questa importante occasione, io penso che sia una cosa davvero utile e importante. Testimonia il valore sociale della vostra impresa. Quindi a Cesare Di Fanta veramente i miei migliori auguri. Spero che portino buono come sono stati fatti qualche anno fa nell'inaugurazione della tua sede. Lunga vita, Viva Radio! È un traguardo importante per un'impresa che lavora nel settore della comunicazione, della pubblicità, e il significato di aver lavorato bene, quindi auguri per il lavoro svolto, ma auguri soprattutto perché interpreti di un settore, quello della radio, che è un settore che ha un presente oggi importante ed un futuro nel mondo della comunicazione, del rapporto con la gente. Io dico è un risultato anche europeo, no? Perché nel momento in cui ci sono oltretutto delle radio che vanno oltre i confini, perché parliamo di Europa senza confini, ma anche l'informazione oggi va oltre i confini, insomma ci fa ben sperare affinché l'informazione non si possa limitare a quanto avviene in una regione, in uno Stato, ma ci sia un interscambio di notizie proprio tra gli stati. Hanno saputo crescere in una maniera giusta. La comunicazione che viene fatta da persone, da donne e da uomini che amano il loro lavoro. Ecco, io credo che questo sia il segreto di 35 anni della stessa partita IVA. Comunicare è una cosa bellissima, perché hai la possibilità di arrivare dentro le persone e di far crescere ogni persona, perché gli dai un pizzico di conoscenza e un pizzico di emozione. Beh, questa è una cosa molto bella, quindi è un lavoro bellissimo, ma è un lavoro molto delicato. Non sembra, ma è molto delicato, ma è altrettanto bello. In bocca al lupo, bravi, ciao! Ormai Viva Radio è una realtà importante nella comunicazione di questa regione e penso che meriti tutti gli auguri per il futuro. Un traguardo importante già nella vita di un uomo, figuriamoci di una radio che fa comunicazione, la fa in maniera completa, la fa in maniera esaustiva, la fa soprattutto evitando quelle che vanno di moda ora, che sono le notizie false, perché Viva Radio è sinonimo di notizia reale e lo ha dimostrato in tutti i 35 anni della sua attività.